Un omicidio ieri a Luccasicula, tranquillo paesino nella zona montana della nostra provincia. La vittima designata è un bracciante agricolo di anni 52, Vincenzo Corvo. Secondo le prime indagini, a colpire Corvo è stato un unico colpo arma da fuoco sparatogli alla gola, avvenuto in una zona agricola del vicino campo sportivo, mentre era a pochi passi dalla sua macchina. Dopo la segnalazione di quanto accaduto si sono recati sul posto gli uomini della compagnia dei carabinieri di Sciacca, coordinati dalla procura di Sciacca e dal procuratore Roberta Bussolani e sostituti Marrone e Griffo, anche loro recatesi sul luogo del delitto, effettuando un accurato e attento sopralluogo in compagnia dei carabinieri. Ancora nulla trapela sulle cause del delitto, ma complessa e serrata è stata condotta l'indagine, segnale anche di una lunga presenza degli inquirenti che si sono rimasti nel piccolo paesino di montagna per sentire eventuali testimonianze e raccogliere più indizi possibili. Anche oggi sono continuati i sopralluoghi e le indagini e saranno valutati i risultati delle prime attività inquirenti, in attesa dell'ispezione cadaverica e dell'autopsia, indagini che saranno anche particolarmente difficili per via dell'attività limitata dovuta anche al coronavirus che vede pochissima gente circolare, ma ciò potrebbe essere anche un elemento in più, poiché in un piccolo paesino di circa 2000 abitanti potrebbe essere più facile scoprire chi ieri di giorno si è mosso dalla sua abitazione, visto i divieti che per ora ci sono. Il lavoro dei carabinieri viene diretto dal capitano della compagnia di Sciacca Marco Ballan, che per tale indagine sta impegnando un numero elevato di carabinieri, oltre quelli di stanza a Luccasicula provenienti da Sciacca. Stante ad alcune notizie pubblicate dal settimanale Grandangolo, diretto dal giornalista Castaldo, Vincenzo Gaspare Corvo ufficialmente ha avuto un passato non troppo lontano e anche complicato. Gli inquirenti della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, con l'allora procuratore aggiunto Vittorio Teresi e del PM Vittorio Fici e Rita Fulandelli e Fernando Asaro ne avevano chiesto la cattura nell'ambito della max operazione antimafia Maginò, che nel 2011 fece terra bruciata intorno al boss e capo indiscusso di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falzone, catturato pochi mesi prima nel suo covo di Massiglia, ma il GIP Morosini aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per mancanza di prove. A distanza di quasi un decennio qualcuno ha deciso di regolare i conti con Vincenzo Corvo.